Simona Ferro, benvenuta. Allora, ovviamente siamo qui a Genova, un evento che è il suo esordio, uno sport, walking football, uno sport insomma che inizia da poco, però insomma l'esordio a Genova fa piacere perché ricordiamo che la Liguria è regione europea dello sport. Grazie a voi di questa opportunità di mettere in risalto innanzitutto la Superba Calcio, che è davvero un presidio sociale importantissimo, perché annovera più di 300 iscritti, soprattutto nel tessuto dei più piccoli, dei più giovani. Ma oggi ci riserva davvero un evento particolare, dedicato agli over. Ecco, si parla tanto degli over, qui in Liguria abbiamo tanti over, perché è una regione davvero con tante persone anziane. E quindi diciamo, la Regione Liguria come istituzione non vuole davvero lasciare nessuno indietro, soprattutto in questo anno importante dove la Regione è stata appunto insignita di questo titolo europea dello sport 2025. Noi vogliamo infatti cercare di implementare l'offerta sportiva a tutti i livelli, dai più piccoli come metodo di crescita ai più grandi, perché lo sport aiuta a mantenersi in forma, ma anche alle persone un po' più avanti con l'età che, ahimè, è naturale, non si hanno più le prestazioni fisiche dei 20 anni, ma che comunque grazie appunto a un'attività come questa, al calcio camminato, consente comunque di poter praticare sport e rimanere in forma soprattutto mentale. Le istituzioni che giustamente promuovono, ovviamente fanno anche i gol alle Bravissimi, nostre bravissimi, spalle, bravissimi. quindi le istituzioni che danno proprio manforte a tutto questo tipo di iniziative per tutte le età. Poi la Superba Calcio, tra l'altro, quindi dai bambini agli over 50, 60, 70. Assolutamente sì, quelle che sono le iniziative che ci vengono sottoposte, noi con tanto entusiasmo diamo un supporto economico e anche comunque il nostro patrocinio, ma io ho voluto fortemente organizzare un bando dedicato proprio agli enti di promozione sportiva che vogliano organizzare eventi sportivi dedicati agli over 65, che vuol dire ad esempio attività fisiche appunto come il calcio camminato, ma vuol dire anche ad esempio accompagnare le persone appunto che sono un po' più avanti con l'età in escursioni anche outdoor, quindi un modo anche di conoscere il nostro territorio, perché ricordiamo lo sport che noi vogliamo promuovere in quest'anno non sono soltanto i grandi eventi agonistici, ma sono gli eventi sportivi che aiutano anche a promuovere la nostra Liguria grazie appunto alla conoscenza di luoghi magari che non si conoscono, ma che grazie a queste manifestazioni si possono comunque approfondire. Quindi anche le famiglie vengono coinvolte, diciamo, a 360 gradi, perché qui parliamo di giovani, insomma, di over e poi anche di donne, perché c'è Assolutamente anche, sì, ovviamente, anche assolutamente la sì. parte femminile di questo. Beh, innanzitutto diciamo che il presidio della Superba Calcio è davvero esemplare, perché qua vediamo magari dei papà che hanno i bambini che portano magari poi nella settimana i figli appunto ad allenarsi, tante mamme che li accompagnano, ma tante mamme che anche comunque giocano a calcio, perché sfatiamo questa cosa che il calcio sia un'attività sportiva meramente maschile, un po' come il ciclismo. Infatti noi anche quest'anno vogliamo, grazie ad esempio al Giro dell'Appennino, che è una manifestazione internazionale di ciclismo, abbiamo voluto fortemente che l'associazione che organizza questa manifestazione abbia anche diciamo accanto un evento al femminile, quindi un Giro dell'Appennino in rosa. E quindi perché noi vogliamo promuovere, in qualità anche di assessore alle pari opportunità, per me questo è sicuramente un orgoglio, promuovere appunto lo sport che possa essere anche un veicolo di tutela delle pari opportunità. Io dico sempre, noi donne dobbiamo rivendicare la nostra diversità, perché è bene ed è bellissimo essere donna con tutte le nostre caratteristiche e peculiarità, ma dobbiamo invece pretendere di essere pari e che lo sport ci può aiutare davvero a veicolare un importante messaggio sociale. Veramente grazie per questo intervento, Simona Ferro, assessore allo sport qui a Genova. Grazie ancora. Grazie a voi.